Io sono Guido Fuga e sono veneziano. Ho frequentato nel 68 l'Università di Architettura di Venezia e quell'anno ho incontrato anche Ugo Pratt, che alla fine mi ha cambiato veramente un po' la visione, al punto che mi sono laureato, ma non ho mai fatto l'architetto. Ho fatto tante cose, mi sono divertito col lavoro, con l'illustrazione, col fumetto. Su questo progetto specifico di Niccolò Mannucci sono stato coinvolto da questo amico che è Antonio Martinelli. La mia funzione era di creare una sorta di linea narrativa che desse la possibilità di leggere sta avventura di questo signore. Siamo riusciti a mettere su un progetto che, devo dire, è andato al di là delle migliori aspettative. Diventa veramente un visionario che ha capito qualcosa per me che va al di là dei linguaggi. C'è quell'idea proprio che è la dimensione dell'immagine, della visione. E lui là ci ha lasciato tutta la raccolta delle miniature, sono proprio antropologicamente veramente visionarie. No, non ho mai lasciato Venezia con l'idea che non tornavo. È bello partire, però è bellissimo tornare, mentre Mannucci non è tornato. Io sono fatto per 2 volte il viaggio, quello degli hippie, che si partiva in macchina da qua e si andava fino a Kathmandu. Io che ero stato via proprio ed ero con la testa in un altro mondo. Un po' Mannucci, se vuoi, nel senso del sogno e dello stupore, della visione, perché all'epoca mi faceva un effetto incredibile, quel mondo così di colore, di follia. Beh, mi piace molto l'immagine di Smirne di notte, nel senso che lì ho cercato di fare proprio la fascinazione dell'Oriente, la luna turca, il minareto, la grande porta che dà al bazar presumibilmente. È sempre un divertimento il disegno, perché crei, cancelli, butti via, ma c'è quella libertà che trovo che è